Arriva il bollino blu per la pizza sana, una certificazione che verrà data alle pizzerie che rispetteranno norme igieniche e useranno prodotti salutari. Un'iniziativa innovativa non solo per la marca ma in tutta Italia. Un progetto che nasce dopo la denuncia di Report, che mostrava come spesso le pizze venissero cucinate in forni sporchi, con impasti poco lievitati e decongelati e prodotti di bassa qualità, con effetti dannosi sulla salute dei consumatori che spesso sono ignari di tutto. Per questo l'ULSET e l'Ascom di Vittorio Veneto hanno deciso di rispondere al problema. A premiare determinate situazioni quali l'uso di determinati prodotti per le pizze, la cottura dei range per i quali la pizza dovrà essere perfetta. Adesso partiamo con questo progetto che aiuterà i nostri cittadini ad imparare a mangiare meglio, ma soprattutto poi a mangiare pizze di qualità garantite sul piano della salute e sul piano anche della qualità nutrizionale. Per una pizza Gold prima di tutto conta l'impasto, che deve essere di farina integrale e lievitato per più di 24 ore, poi i prodotti che saranno certificati slow food, infine la cottura. La pizza non deve mai essere bruciata. Si intende dire che deve dare una cottura omogenea, che sia dorata, come andiamo a vedere qui. Noi abbiamo una cottura omogenea e uniforme, e anche il sotto della pizza, se lo andiamo a controllare, abbiamo tutta una cottura uguale e interna. Ecco. La sperimentazione partirà a fine marzo con corsi di formazione a una quarantina di locali di Vittorio Veneto, area che sforna ogni giorno 3.000 pizze.